Quindi palla subito qui Lispica, attenzione al pallone che inizia ad andare verso destra, con la prima cavalcata verso quella parte di campo da parte dei ragazzi in maglia azzurra. Ricordiamo sono in vantaggio, che ne mancano 45 secondi alla fine del primo tempo. Il pallone per i ragusani, lo girano con Melfi, attenzione alla palla che scivola dall'altra parte del campo per ripartire il Mistral, quello di mister Cappello, che deve essere in primo tempo sicuramente insufficiente per questo momento. Attenzione ancora al pallone buono sul sinistro, la mette la parte di campo Cascino, è preparato numero 1 Vitrano, poi qua ancora vuoto il Mistral, sempre meno alla fine, palla ancora buona per la Ragusana, che ricordiamo ha solamente 6 lunghezze in campionato. Questa sarebbe una partita importante da portare a casa. Qua atterrato da Dorio il numero 11 Cataldi. C'è anche il giallo estratto dalla signora Grasso. Allora però gli diamo mezzo, Oggi direttrice di gara assieme a Benetti, la sezione di Vicenza. Calcio di punizione per Lispica. Lo batterà quella parte di campo, quella a sinistra, vediamo quale. 4 uomini in campo per mister Ranno. Che arriva in rigore, lo prende Di Liberto, che poi mette subito in corsa i suoi. Attenzione a sinistra il Mistral, che arriva al centro, la traversa di Cascino e poi l'autorete, incredibile autorete del numero 7 di Benedetto, 1-2. Perché è arrivato proprio sulla sirena l'autogol del Lispica, con Di Benedetto sfortunato qui, Davide Di Benedetto. Sì, il gol è valido, è arrivato proprio alla sirena del primo tempo e allora 1-2, accorcia le distanze il Mistral con la messa al centro, la traversa di Cascino e poi la deviazione sfortunata prima del numero 6 di Taranto e poi Di Benedetto prova subito il tiro in porta, il numero 7 fermato proprio dai ragazzi del Mistral e quindi hanno accorciato le distanze. 1-2 al termine del primo tempo, pausa per noi. Vincere o morire per il Lascari Cefalù di mister Palazzo, che dopo le brutte prestazioni delle scorse settimane ospita a Lilardo la Folgore Castelvetrano, squadra che a sua volta vuole tirarsi fuori dai guai con le immagini prodotte come di consueto da Pietro Piazza. Andiamo a vedere il film di questa partita che inizia subito con gli attacchi da parte della squadra di casa in maglia bianca, con il nuovo arrivato Gallo che cerca di infilarsi in area, bravissimo Sansone a respingere il tiro, poi si fa viva dall'altra parte la squadra rossonera ed è subito pericolosa perché arriva il solito Idrissou sul secondo palo, brucia tutti sullo scatto, il più attento sul cross lungo di Touré. 0-1 a Lilardo, segna ancora Idrissou, prova a reagire il Lascari Cefalù con questa azione sull'out di destra, ancora con Gallo che cerca di puntare, viene atterrato. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con questo replay proviamo a darvi una mano a decidere a vostra volta. Poi Monaco semina il panico in mezzo alla difesa, poi arriva alla sua conclusione dopo il tentativo di Gallo. La palla respinta da Sansone, torna ad attaccare
La Folgore qui ancora un cross per Idrissou, forse un gol più semplice di quello segnato, questa volta se lo divora di testa, ma ancora attacca la squadra ospite con questa incursione per vie centrali e infine la conclusione messa fuori con un volo d'angelo splendido da Crisafulli, poi sugli sviluppi del corner dopo il tentativo di Pisciotta, colpo di testa, secondo palo, ancora Idrissou, questa volta raddrizza la mira e dopo l'errore di prima realizza il gol dello 0-2 al minuto 44, il momento perfetto per realizzare la rete del raddoppio. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa conclusione dalla distanza da parte dell'Ascari Cefalù, palla che si perde fuori, poi fraseggia molto bene la squadra ospite col pallone che viene portato da sinistra a destra con questo cross che arriva da dietro per Erbini, il quale non riesce a indirizzare verso la porta. Erbini che però pochi minuti dopo, sfruttando un errore di impostazione da parte di Palazzo, si porta la palla sul sinistro a tu per tu con Crisafulli, mette il gol dello 0-3 e notte fonda per il Lascari Cefalù, segna anche Erbini, il gol che triplica le marcature della Folgore Castelvetrano. A questo punto ci si aspetta una reazione d'orgoglio da parte del Lascari Cefalù, che qui manovra praticamente al limite dell'area di rigore, poi va sul fondo con la conclusione che si perde fuori. Poi ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla messa in mezzo, c'è Palazzo ma c'è soprattutto Dennis Sansone, grande intervento per lui in volo plastico, poi altro tentativo e altra parata di Sansone a negare anche il gol della bandiera all'Ascari. L'Ascari che ci proverà su quest'ultimo calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la palla che spiova in mezzo, 3 giocatori in maglia bianca tutti soli, e questo errore è il film della partita per il Lascari che perde. È l'ennesima volta che siamo penalizzati da scelte, secondo me, veramente che ci sembra che qualcuno ce l'abbia con noi, perché è la terza volta che succede questo nelle ultime partite, anzi forse pure di più. Devo dire che è una vittoria strameritata, perché sì, è vero che alla fine hanno preso 2 traverse, però se analizziamo 11 contro 11 in occasione, insomma abbiamo tenuto bene il campo, poi giocare con 3 uomini in meno per 20 minuti, un uomo in meno subito all'inizio del secondo tempo, non è facile contro un'ottima squadra che aveva messo in difficoltà quasi tutta, insomma, la classifica parla chiaro, ma noi non meritiamo questa classifica per quello che abbiamo fatto in questo, tranne Gela abbiamo fatto delle ottime prestazioni, ogni domenica raccogliamo meno di quello che meritiamo e oggi i ragazzi si sono superati con una prova d'orgoglio, quindi non mi stupisce di queste prestazioni perché già le avevamo fatte nelle precedenti partite e oggi insomma è venuta fuori una vittoria sofferta, come hai detto tu, però dobbiamo analizzare che abbiamo sofferto con gli uomini in meno, quindi ci può stare. Abbiamo raccolto poco, siamo stati risucchiati, quindi c'è nervosismo e dispiace, però devo dire che sono venuti purtroppo un po' per ingenuità, perché abbiamo pensato anche a quello che succedesse fuori, stava succedendo fuori e se l'arbitro là sulla reazione di Follari punisce il giocatore che lo fa sbattere al muro, questo non succede. Dico, normale che noi ci abbiamo messo del nostro, perché ripeto, purtroppo stiamo attraversando un momento non brutto, di nervosismo, di non serenità, perché raccogliamo meno di quello che meritiamo. Siamo una squadra, levando 2 o 3 veterani, una squadra giovane, e quindi un po' di nervosismo, di tensione ci sta.
Vincere o morire per il Lascari Cefalù di Mister Palazzo, che dopo le brutte prestazioni delle scorse settimane ospita all'Ilardo la Folgore Castelvetrano, squadra che a sua volta vuole tirarsi fuori dai guai con le immagini prodotte. Come di consueto da Pietro Piazza andiamo a vedere il film di questa partita che inizia subito con gli attacchi da parte della squadra di casa in maglia bianca, con il nuovo arrivato Gallo che cerca di infilarsi in area, bravissimo Sansone a respingere il tiro, poi si fa viva dall'altra parte la squadra rossonera ed è subito pericolosa perché arriva il solito Idrissou sul secondo palo, brucia tutti sullo scatto, il più attento sul cross lungo di Touré. 0-1 all'Ilardo, segna ancora Idrissou, prova a reagire il Lascari Cefalù con questa azione sull'out di destra, ancora con Gallo che cerca di puntare, viene atterrato. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con questo replay proviamo a darvi una mano a decidere a vostra volta. Poi Monaco semina il panico in mezzo alla difesa, poi arriva alla sua conclusione dopo il tentativo di Gallo, la palla respinta da Sansone, torna ad attaccare la Folgore, qui ancora un cross per Idrissou, forse un gol più semplice di quello segnato, questa volta se lo divora di testa, ma ancora attacca la squadra ospite con questa incursione per vie centrali. E infine la conclusione messa fuori con un volo d'angelo splendido da Crisafulli, poi sugli sviluppi del corner dopo il tentativo di Pisciotta, colpo di testa, secondo palo, ancora Idrissou, questa volta raddrizza la mira e dopo l'errore di prima realizza il gol dello 0-2 al minuto 44, il momento perfetto per realizzare la rete del raddoppio. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa conclusione dalla distanza. Stiamo per riprendere qui dal palo retro di Palermo dopo un primo tempo che è stato sicuramente favorevole all'arcobaleno Ispica. Era 2-0 il parziale fino a qualche secondo dalla fine, anzi proprio alla fine del primo tempo, arrivati a quando mancava solamente qualche decimo di secondo alla sirena, al gong del duo arbitrale composto dal signor Benetti di Vicenza e la signora Grasso di Castelfranco Veneto. È arrivato il gol, o per meglio dire l'autogol del numero 7 dell'arcobaleno Ispica, ovvero Davide Di Benedetto, che è anche uno dei migliori marcatori, nonché uno dei leader tecnici della formazione ragusana, che però è stato tradito da una sfortunata deviazione assieme al numero 6 Tarantola, che comunque si è iscritto al tabellino dei marcatori assieme a Pisana. Era quello l'originale doppio vantaggio tanto decantato dai ragazzi dell'Ispica. Poi è arrivato la rete che ha dimezzato lo svantaggio per quanto riguarda il Mistral, che attaccherà dalla destra alla sinistra del vostro schermo nel corso di questa seconda frazione. Maglia nera con inserti dorati ovviamente per i ragazzi di Mister Cappello. Inizia essa ripresa come Ispica, che attaccherà dall'altra parte con la sua maglia azzurra con altri inserti in blu più scuro, allenata dal signor Ranno, come dire da Mister Ranno. La palla adesso gira, continua il Mistral con Viliberto in porta, poi Cascino, Dorio, Murò in questo momento assieme anche al numero 10 Rizzo. Sono queste le scelte quindi di Mister Cappello per riprendere questa ripresa. Perdonatamente il gioco di parole. Per quanto riguarda invece l'Ispica, in porta c'è Vitrano e poi rimangono in campo, poi vediamo subito via Di Benedetto portare avanti il pressing, anche Sampaio parleremo, abbiamo già fatto, parleremo ancora di questo ragazzo argentino di cui si parla un gran bene, e poi Tarantola con la numero 6 appunto, autore del gol del 2-0, e Gambuzza
a completare il quartetto quindi di questo arcobaleno Ispica. Già è passato un minuto, prova il tiro Muro, deviato, non è che è in rimessa laterale, proprio vicino a dove in questo momento il signor Benetti della sezione di Vicenza. Muro, il controllo di Muro, può andare ancora lui, anticipato qui il numero 10 dell'arcobaleno Ispica. Attenzione, poi questo pallone è messo al centro in maniera pericolosa da Muro, ovviamente non poteva segnare la rimessa laterale, ma ogni minima deviazione poteva già portare a una soluzione velenosa quindi per il numero 8. Va lontano Vitrano praticamente da una parte di campo all'altra senza però creare i presupposti per qualcosa di effettivamente pericoloso. Fanno sentire gli ultras del Mistral per caricare la squadra, l'hanno già fatto nel corso del primo tempo, anche quando le cose sembravano non girare completamente per la squadra di mister Cappello, che ha avuto sempre il pallino del gioco, ma l'Ispica è stato sicuramente più cinico nel corso della prima frazione di gara. Attenzione ancora a Muro, sempre il numero 8 fermato qui da Tarantola, poi atterrato il numero 6, andrà quindi ancora Muro a battere questa rimessa. Cascino dalla parte mancina del campo rispetto a dove attacca il Mistral, appoggia dove c'è Dorio, il pallone è qua di Rizzo, Cascino dietro, attenzione perché potrebbe anche trarre in inganno qui Muro questo pallone, poi Di Liberto, se ne va lui, ancora Di Liberto, colpisce Cascino che voleva più un passaggio semplice che un tiro provato direttamente dal portiere del Mistral, poi il signor Benetti richiama all'ordine uno dei giocatori dell'arcobaleno Ispica, che dovrebbe essere Tarantola, visto che poco fa si era colpito con Rizzo e quindi ha voluto far modificare qualcosa nel rapporto tra i due, il signor Benetti, visto che già stava un po' eccedendo dal punto di vista dell'agonismo in campo. Palla per Vitrano che non può toccarla, errore qua grave da parte dell'arcobaleno, palla che quindi adesso sarà di nuovo ceduta al Mistral, che potrebbe anche pensare di battere direttamente in porta una volta che il pallone però verrà toccato, perché è una punizione a 2 quando c'è questa infrazione. Il retropassaggio al portiere è concesso solamente se l'estremo difensore non ha toccato il pallone durante il corso dell'azione. In questo caso è stato proprio Vitrano a mettere il pallone in gioco dalla rimessa dal fondo, quindi calcio di punizione a 2, non può andare direttamente in porta in questo caso, se non vado errato, Rizzo, ma comunque potrebbe cedere subito il pallone a 1 tra Dorio, Cascino e Muro, anche se il numero 8 è più arretrato. 17:41 al termine, ancora c'è un'eternità da giocare. Poi abbiamo per Muro, esterno, la porta difesa da Vitrano, rimessa quindi per il numero 1 che potrà andare al pallone. Poi fa subito il tocco semplice di Sampaio. Abbiamo parlato proprio di Jorge Sampaio, chiamato ovviamente come viene meglio pronunciare, giocatore classe 2004, arrivato dal Cesena con un passato nelle giovanili del Ferro Carrì, nelle squadre sicuramente più attente alla creazione di giovani talenti in Argentina, già nel giro della nazionale albiceleste per quanto riguarda il calcio a 5. E qua trova il gol del 3-1 sul rilancio di Vitrano, dopo il rischio corso proprio dal portiere dell'arcobaleno Ispica. Arriva la rete di Sampaio, che qua deve solamente depositare in gol. Di Liberto da lì poteva sicuramente fare ben poco in più rispetto a quanto aveva già fatto, coprendo la maggior parte dello specchio della sua porta. Sampaio è stato bravo con un tocco velenosissimo a colpire l'estremo difensore avversario. Palla per il Mistral che vuole reagire subito dopo il gol del talento argentino, gol numero 3 in questo campionato per lui. Dopo andare con schema il Mistral, Vitrano la mette lì, attenzione perché il pallone rimane conteso e arriva la reazione vincente di Dorio, 2-3 subito.
effettuato la parata Vitrano ed era stato effettivamente così, poi il pallone è rimasto là velenoso, l'ha presa Dorio che quindi segna il 2-3 nel giro di 40 secondi buoni, una punizione a 2 e ben 2 reti, una per parte. Mistral 2, Ispica 3, bella gara fino a questo momento, una ripresa sicuramente molto più vivace di un primo tempo che è stato molto più tattico. Attenzione a Muro che potrebbe anche pensare di giocare questo pallone subito, prova il dribbling, viene fermato da Tarantola, l'ultimo tocco però è di Muro nel rimpallo con il giocatore ex Melilli, esperienza in carriera anche in Serie A, qua ammonito nel frattempo il numero 8 Muro. Diciamo, ovviamente le esperienze in carriera non sono mai mancate per Tarantola, tra Zignano e Melilli in Serie A o in Serie A2. Adesso questa nuova avventura all'Ispica in Serie B. Fortemente voluto da mister Cioran, anche lui quest'anno nuovo volto nella formazione ragusana, in questo momento a 6 punti in classifica. Questa vittoria quindi sarebbe fondamentale, un Mistral che però ricordiamo non ha mai perso e né pareggiato in casa, ha sempre vinto. Allora attenzione ovviamente a questa cabala fortunata per i ragazzi di mister Cappello. Dorio, Muro, ancora lui sul destro, attenzione ancora a Rizzo, prova a girarsi, Rizzo, Vitrano la stoppa in 2 tempi, prima lontano, cercare ancora qualcuno dei suoi, così come ha fatto in occasione del gol di Sampaio. Adesso è ancora buono per il Mistral, vediamo proprio la gestualità di mister Cappello che vuole continuamente far girare questo pallone come se fosse una lavatrice alla squadra. Attenzione a Cascino, insiste, lascia lì dove c'è Rizzo che può difendere questo pallone, appoggia dietro dove c'è Muro, ancora lo scambio, prova a insistere il Mistral. Nel frattempo è entrato anche Radaeli, già in gol nell'ultima gara Radaeli alla seconda con la maglia del Mistral dopo il suo acquisto. Proviene da Terni lui, alla buona per Muro, ancora lui, Muro fermato, ancora Radeli, dalle parti di Muro il pallone passa, la riprende adesso il Mistral ancora con Cascina atterrato, non c'è niente per il 2 arbitrale, adesso Muro pure sul fallo, pure atterrato Muro, sembrava non aver fischiato e invece Di Benedetto ha commesso fallo, poi qua viene spinto da Radeli. Magras Radaelli viene da Terni, ricordiamo uno dei nuovi volti a disposizione di mister Cappello. Cascina può tornare dietro, lo fa adesso dove c'è Muro, se ne va in qualche modo Rizzo, rispunta sul pallone Rizzo, Vitrano, grande parata, si arrabbia Sampaio perché era stato atterrato, poi qua esce di Liberto, attenzione a vuoto, allora ancora Di Benedetto anticipato a Di Liberto che originariamente era andato a vuoto e l'ultimo tocco è anche del numero 7 di Ispica, anzi in realtà ha toccato il pallone solamente quando poi era già uscito sul rilancio di Vitrano. Palla ripresa arcobaleno, ancora lo scambio intelligente qui a favorire la corsa del neoentrato Giosuè Di Benedetto in questa ripresa, anche lui con 3 reti stagionali così come Sampaio. C'era anche Tarantola alla vigilia ma il 2-0 del numero 6 ovviamente ha fatto sì che arrivasse a 4. Attenzione Radelli, la parata di Vitrano e poi ci pensa proprio Tarantola a mettere il pallone fuori, ancora il 18, vede arrivare Torcivia e poi Vitrano in 2 tempi un'altra volta, stavolta rischiando qualcosa. Muro mette il pallone in rimessa laterale, Tarantola
attenzione qua Radelli che difende il pallone, fa bene, rimessa laterale, chiama in causa Francesco Di Liberto che ha già messo il pallone in movimento per il capitano Torcivia. Ancora Murò, aspetta Radelli, Torcivia, il giropalla del Mistral, a cercare qualche buco, ancora Murò, insiste il numero 8, Murò fermato da due uomini, può ripartire Tarantola, tocco qui di Radelli, rimessa per il numero 6. Diventa adesso la trama della gara, è chiara, prova la corsa Sampaio, sempre un'ombra alle spalle delle linee difensive del Mistral. Poi qua Cascino non riesce a vincere il rimpallo con Davide Di Benedetto, capitano della formazione ragusana. E allora ancora palla buona per il Mistral. Stop il pallone Torcivia, aspetta Escodella, dove si era ben proposto il numero 12, appena entrato Di Maria. Poi Vitrano, va lontano, poi c'è Di Liberto che fa un passo indietro e stoppa questo pallone. Di Maria, ritorna dove c'è Radelli, Torcivia, Radelli, ancora Mistral che sta avendo sicuramente più possesso palla, Cascino per cercare di convertire questo dominio territoriale in qualcosa di più pericoloso e più concreto. Di Maria dove c'è Radelli, Torcivia, ancora lui, ed è Cascino, Cascino lascia lì, il pallone viene preso Di Benedetto che viene anche sgambettato, calcio di punizione in favore del arcobaleno Ispica. Brava ancora una volta Di Benedetto. 12 minuti e 40 secondi alla fine, anzi 39 per essere precisi, alla fine della gara. Mistral 2, Ispica 3. Il parziale alla fine del primo tempo era di 1-2, poi due gol nello spazio di pochissimi secondi, prima l'Arcobaleno, poi il Mistral. Squadre che occupano posizioni di classifica speculari. Attenzione ancora Di Maria che insiste, Di Maria esterno della rete, e allora può andare qui Vitrano, manda lontano Cascino, Di Maria aspetta il 12, torna Radelli, Torcivia, Cascino, Torcivia, viene anticipato da Tarantola, mette in touche, rimessa laterale, chiama ancora uno schema Di Maria che stava indietreggiando più di tanto e allora viene richiamato dalla signora. Buono per Torcivia che insiste, però non è uscito, poi Radelli non è neanche riuscito a segnare. Allora qua il signor Benetti, arbitro dalle parti delle panchine, mentre qua bordo campo più vicino alla nostra postazione, cioè come dicevo prima la signora Grasso, al cronometro invece il signor Martinico della sezione di Marsiglia. Attenzione come può per Sampaio che spunta alle spalle come sempre la difesa nero-oro, ormai abituato a questo tipo di giocate. Sampaio così ha trovato il gol dell'1-3. Poi il tiro fermato Davide Di Benedetto, Sampaio, anche lui Sampaio che rimane buono per l'arcobaleno, poi manda lontano il Mistral. Attenzione perché potrebbe avventarsi sul pallone Esposito, infatti la rimessa è per lui,
si sistema bene dietro per l'arcobaleno, attenzione ancora Di Maria, Esposito controlla, può girarsi, il tacco per liberare Di Maria, viene fermato però da Di Benedetto. Davide, in questo momento Giosuè è rientrato, ora è tornato in panchina, al suo posto è entrato il numero 11 Cataldi. Ancora Di Maria, insiste, 12, si riappoggia dietro verso Torcivia, lo stop ancora qui, Esposito Torcivia! Un manichino e spara cannonate, 3-3! Perché nascono discussioni al centro del campo. Quello che sappiamo è che il gol è del capitano Marco Torcivia, 8º gol stagionale, pareggia quindi Muro. Ovviamente parliamo sempre di dati inerenti al girone H della Serie B nazionale. Il capitano dell'Ispica Di Benedetto abbastanza alterato dopo questa rete, forse non gli è piaciuta l'esultanza Torcivia, che però ha guardato alla Marco Bresciano il pubblico del Bala Oreto. Attenzione ancora a pallone buono per Cataldi che salta di Liberto, incredibile, la gara sembra chiusissima. Poi all'improvviso si apre, le difese si spalancano per lo spettacolo di Mistral Ispica. Per ora situazione di pareggio, entrambe le squadre in questo inizio di campionato non hanno mai pareggiato. Ispica viene a un turno di riposo, il Mistral lo osserverà nella prossima gara di campionato il 21 dicembre. Di Coppa nella prossima settimana. Allora, ultima deviazione qua da parte di un giocatore dell'Ispica, sarà calcio d'angolo, sembra essere uscita la forza, lo strapotere del Mistral. 3-3, rimonta completata quindi dopo lo spavento dettato dal gol di Sampaio, che riprende adesso palla, ancora il 5, va dove c'è Cataldi, insiste Cataldi, atterrato, fallo. Si arrabbia Tarantola perché poteva anche andare e insistere lì sulla corsia mancina. Cataldi però è stato contrato nettamente dall'altra parte del campo. Calcio di punizione per l'arcobaleno Ispica. Vediamo chi lo batterà, perché ci sono tanti piedi interessanti nel roster di mister Nuccio Ragno, ex Melilli, anche lui esperienza decennale nella formazione del suo paese. Anche Tarantola, come dicevamo, ha alle spalle tanti anni di Melilli, tanti anni in Serie A, Serie A2, con la maglia Lazignano, ma in questo momento sembra essere Davide Di Benedetto. Orgoglio di Ispica, numero 7, che va in porta, Di Liberto bravo a respingere perché il pallone era stato deviato. Allora bravo il portiere del Mistral, che ha atterrato con fallo il numero 8 Muro, giallo per Tarantola. Ci può stare il fallo, un incrocio di gambe, forse il giallo è un po' esagerato, però cioè ieri Muro stava avvicinandosi con pericolosità alle parti di Vitrano. Il calcio di punizione andrà proprio il numero 8 alla battuta, anche se non mi sembra messo in una posizione adatta per andare al tiro. Ora forse guadagna qualche passetto di rincorsa, viene chiamato un membro dello staff della panchina del Mistral perché quella scivolata di Muro ha bagnato, credo Isidoro,
il parquet del Paloreto, la casa quest'anno del Mistral Palermo. Ricordiamo, società nata in questa stagione 24-25 alla fusione tra Mistral Carini e Città di Palermo. Muro, appoggio del Torcivia, battuta quindi la punizione, ancora Torcivia, Muro, alto il destro del numero 8, che si mangia le mani e si mette nel suo volto. 3 pari, siamo oltre la metà della ripresa, tra poco avremo il verdetto. Mistral arcobaleno, che è in campo quel pallone il Mistral, anzi no, era già uscito quando Muro aveva tentato di cedere dietro la sfera. Vitrano, Cataldi perde palla, Torcivia mette a correre Muro, va sul destro, Muro ritorna sul mancino, spunta un'altra volta Vitrano che mette il pallone in condizione di andare alle parti di Benedetto. Ancora Torcivia, cambia gioco, vede Sampaio che se ne va, Sampaio al centro, Cataldi, azione spettacolare dell'arcobaleno Ispica che trova il 4-3 con Cataldi. Qua grande merito ce l'ha Sampaio, classe 2004, ricordiamo già nel giro della nazionale albiceleste quando era uno dei principali prodotti della cantera del Ferrocarril, una delle migliori scuole oltre che squadre del calcio a 5 argentino. Attenzione ancora, se ne va poi in un mare di gambe il numero 19 del Mistral, poi esce di libertà, attenzione ancora a lui, torna avanti Vispica, è al centro a cercare un'altra volta qualcuno dei suoi compagni. Esposito, poi qua c'è un pallone, un fischiato ai danni di Muro, forse per vantaggio, forse semplicemente perché per il signor Benetti non c'era da segnalare il calcio di punizione. Ha avuto l'occasione poco fa Napoli. Attenzione ancora al tiro di Muro deviato, la prende Vitrano, va lontano, c'è Di Liberto che stoppa, trova anche la giocata del Sampaio, cede il pallone subito a Torcivia, può andare il 7, chiude Tarantola, si arrabbia infatti Esposito. Muro, questo è il momento migliore del Mistral, arriva la rete di Cataldi che ovviamente mette un freno al irrefrenabile voglia del Mistral di pareggiare e di vincere questa partita. Attenzione ancora a Napoli, fermato da Di Benedetto, sempre il 7, aspetta, vede Tarantola vicino e poi Sampaio apre in maniera intelligente. Non ci ha credito Cataldi, comunque possiamo dire che sicuramente Sampaio è un giocatore di un'altra categoria. Poi Muro qua viene richiamato dalla signora Grasso perché era vicino alla recinzione. Attenzione ancora a Napoli, prova a girarsi, il numero 19 fermato da Sampaio, tanto per cambiare. Tarantola, Cataldi, apre e c'è Sampaio, il controllo del 5, sempre alle spalle di Benzori, poi qua spinto da Napoli, qua brutto l'intervento 19, viene chiamato anche lo staff medico per il numero 5 perché Sampaio, Joaquin Hodges, Sampaio, numero 4 ricordo, viene dal Cesena. Allora, non c'è fallo, il signor Benetti ha chiamato l'attenzione dello staff medico dell'arcobaleno Ispica perché aveva subito un colpo pesante anche
all'altezza del volto Joaquin Sampaio. La palla quindi è buona per Francesco Di Liberto, il portiere del Mistral, che sta palleggiando come se fosse un cestista in questo momento. Il fischio della Signa Grassa si può riprendere con il pallone che gira nel campo del Mistral. Ora attraversa la linea di metà campo Muro, che giocata, sposta la sfera, va da Dorio che ritorna in campo, Torcivia, Cascino, Muro, ancora il numero 8, sempre Muro, fermato però qua Di Benedetto contro Maschio, e poi l'ultimo tocco è di Muro. Di Benedetto l'ha toccata, sì, ma probabilmente era già oltre la linea che delimita il campo di calcio a 5 del Paloreto. Attenzione ancora a Sampaio, può andare Sampaio, le giocate del numero 5 che apre il campo, dove c'è Cataldi, sinistro potente che finisce sul fondo, e allora rimette il pallone avanti Di Liberto, dove c'è sempre Muro che stavolta va dritto per dritto a sinistra, viene fermato da un'altra ottima scivolata di Tarantola, poi attenzione Torcivia, neanche sul capitano, sa che ha fatto un'altra magia. 4-4. La doppietta di Marco Torcivia, che quindi diventa il miglior marcatore stagionale momentaneamente in campionato del Mistral, 9 reti con le 2 di oggi. 4-4 il punteggio qui al Paloreto, pareggia nuovamente il Mistral. Attenzione a Dorio che perde palla, Sampaio! Ancora una volta Joaquin Sampaio, doppietta anche per lui. 5-4, quando si segna poi c'è subito tempo per controbattere per l'altra squadra. 5-4. Ritorna avanti l'Ispica, non è servito a nulla il gol, la stoccata di Marco Torcivia, la seconda di oggi. Torna avanti l'Ispica, 5-4. Zappone è buono per Rizzo e controlla, ancora Rizzo, Cascino, torna dove c'è una trovata d'Odio, Rizzo, Sampaio mette il pallone fuori in maniera involontaria. Sfortunato Dorio nel rimpallo che ha favorito il pallone ripreso da Sampaio, che però poi l'ha fatto davvero una magia per trovare il gol. Poi qua Torcivia verso Dorio, il pallone è ancora rimpallato, stavolta favorisce il 4. Torcivia col suo sinistro tagliente, ancora il capitano si appoggia a Cascino, più decentrato Cascino, fermato da Sampaio. Torcivia si gira, Torcivia ha provato pure col destro, Tarantola viene anticipato però da Cascino che gli sradica il pallone e poi è impreciso qui Dorio. E allora time out chiamato dall'arcobaleno di Ispica, chiamato da Mister Ranno. 5-4, 5 minuti e 28 secondi alla fine della gara. Una gara bella, una gara divertente. Il primo tempo era stato più di tatticismi e studio dell'avversario. L'Ispica era riuscita a colpire 2 volte, prima con Pisano e poi con Tarantola. Il gol a tempo scaduto, anzi l'autogol a tempo scaduto del primo tempo di Benedetto sembrava poter portare avanti un altro tipo di gara nella ripresa. In realtà l'Ispica ha tenuto ben botta con uno straordinario Joaquin Sampaio, in questo momento con 2 gol e un assist per Cataldi, è il mattatore di questa ripresa. Dall'altra parte però è salito in cattedra anche un ottimo Marco Torcivia, doppietta per lui in questi secondi 20 minuti, anzi per esattezza secondi 15 minuti, ancora con più esattezza 14 e 32 giocati. Mistral, che ricordiamo non ha mai perso né pareggiato qui in casa, ha sempre vinto nelle ultime gare disputate. In trasferta era arrivato qualche problema, c'è da dire che però aveva affrontato squadroni come Sicurlube
e Marsala, che sono anche le due che stanno comandando questo girone H di Serie B. Marsala imbattuto con 7 gare, si conclude pure con 7 vittorie, ma con una sconfitta perché ha giocato una gara in più. Dorio torci via, pallone verso Cascino e controlla ancora Cascino al centro, ancora pallone rimesso in contenzione qui da Arizzo. La parata l'ha effettuata il numero 9 Melfi, appena entrato tra le fila del club ospite. Attenzione ancora a Di Benedetto che colpisce male, non era male l'idea, ma brutta la conclusione del numero 7. Ancora Torcivia da un 7 all'altro, palla per Rizzo che si riappoggia al suo numero 7, al suo capitano, al punto di riferimento del Mistral. Il tiro di Rizzo, va Torcivia che non va subito alla conclusione, si appoggia a Cascino, ritorna dove c'è Rizzo, ancora il 10 Cascino può controllare il bomber di questa squadra che oggi però ancora ha le polveri bagnate. Attenzione per Dorio, trattenuto, non c'è niente per il gol arbitrale. Rizzo di nuovo al 4 che però sbaglia il passaggio verso il capitano Torcivia che già posiziona il pallone, ma deve arrivare a battere qui Di Benedetto. Inizia a contare la signora Grasso, ma il pallone è già stato rimesso in movimento. Tarantola va lontano perché non trova nessuno disponibile a pochi passi, allora preferisce evitare rischi. Cascino, dall'altra parte del campo, trova subito il Mistral. Cascino si inserisce, il tacco per favorire, un'altra parte Rizzo, poi Sampaio, un'altra volta il numero 5. Rizzo, torci via per esaltare un'altra volta la folla del Favoreto, prova poi il destro di Maria, impreciso, ma ne ha sicuramente male come idea questo diventato destro con la scelta di passare il pallone di Torcivia a Di Maria. Attenzione, Cascino, Torcivia, va a Cascino, ancora il numero 9, vede Di Maria, si fida di Radaelli che è entrato al posto di Rizzo nel corso degli ultimi secondi. Torcivia, torna Radaelli, ancora Douglas dalle parti di Maria. Torcivia, Cascino, attenzione alla giocata, Torcivia 5-5, è sempre il capitano, è sempre Torcivia. In questa ripresa c'è un nome e un cognome per il Mistral, Marco Torcivia, 10 in stagione, primo giocatore a raggiungere la doppia cifra nel Mistral Palermo. In questo campionato il primo del sodalizio oro-nero in Serie B. L'anno scorso in Serie B c'era il Mistral Carini che in 2 gare all'Ispica aveva inferto 6 gol per partita, 6-2 e 6-0. Attenzione ancora a Cascino, perde palla, bravo, poi successivamente Di Maria a mettere il pallone fuori dopo che stava provando il contropiede l'Ispica. L'Ispica che sì, a 6 punti in classifica. Attenzione però l'errore di Di Benedetto. Cascino insiste, da Cascino, Di Maria va sul destro, Di Maria, deviazione Sampaio per Cascino, imprecisa la conclusione di Cascino. Poi c'è un fallo cumulativo che viene contato, era stato precedentemente segnalato. Mancano 158 secondi alla fine. Sampaio va in ripresa Torcivia, ancora Cascino anticipato,
non c'è niente, gara super maschio adesso, continua poi la lotta da Tarantola a Cascino, Torci via! Torci via! Ma chi è? Chi è? Che cosa è? Marco Torci via! Si è preso la squadra sulle spalle, Petrova in 6 a 5, emozionante il finale al Saloreto. Lamentele dalle parti dell'arcobaleno Ispica per quel contrasto tra Cascino e Tarantola. Aveva di fatto liberato la corsa destra Torcivia, che trova la quarta rete della sua gara nel corso di questa ripresa. 6 a 5 per il Mistral, che torna avanti per la prima volta oggi, è in vantaggio. E i cori si sprecano per Torcivia, il capitano di questo Mistral, che oggi ha fatto davvero tutto quello che doveva fare. Prestazione da 10, impiegato per lo più nella seconda parte di gara. E quando se no? Riprende palla Radelli, può andare lui, come può per il muro! Il pallone è passato! Il Mistral capovolge la Clessidra. Tutto nell'arco di pochi secondi. Adesso mi sa che ci sarà il quinto d'attacco per l'arcobaleno Ispica. Entra infatti con la maglia arancione Cascino, anzi perdone, Cataldi, a segnalare che sarà quindi tutto o niente per la formazione ragusana. 7 a 5 il gol di Muro, che va quindi a 9 reti stagionali, superato e staccato anche oggi da Torcivia. Attenzione, palla al centro, Cataldi, doppietta per lui. Si toglie la maglietta, ma non è per esultare, è per far tornare in campo Vitrano. Time out chiamato qui da mister Cappello. Ma che gara stiamo vedendo adesso? 7 a 6. Emozioni a non finire, mancano ancora 80 secondi alla fine. Sembra una gara di basket dove si segna in qualsiasi modo e da qualsiasi parte. 7 a 6, Mistral che era riuscito ad andare non solo in vantaggio per la prima volta oggi quando mancavano 120 secondi alla fine, ma anche a raddoppiare il vantaggio andando sul 7 a 5 grazie a Muro. E poi però è arrivata la rete di Cataldi, doppietta del numero 11, che si era messo proprio la casacca del quinto d'attacco. A 6. Adesso si è messo la casacca di Liberto perché c'è il quinto d'attacco per il Mistral. Soluzione strana questa di mister Cappello. Qua Sampaio, prende palla di Liberto in due tempi e va. Attenzione a lui, di Liberto, dove c'è? Di Maria, palla che arriva al centro, Vitrano la prende, si arrabbia di Liberto, Vitrano potrebbe anche pensare al tiro. Palla ancora buona per il portiere, che deve giocarla entro 8 secondi, lo fa adesso, Di Maria. Lo scambio che favorisce il 12, Di Maria. Ritorna sul pallone qui Vitrano, ma è rimasto a terra Muro. Non ho capito sinceramente la scelta di mister Cappello. Attenzione, Rosso
estratto, se non vado errato, a Tarantola. C'è un rosso. Era già ammonito. Qui non ricordo se Tarantola o Di Benedetto, perché entrambi erano già ammoniti. Tarantola, confermiamo la sensazione di campo. Time out, credo. Vediamo. Tanta confusione adesso. Mancano 35 secondi. No, probabilmente volevano fare entrare Cataldi. E allora batterà proprio il numero 11. Ecco perché si era perso tempo. Sono in 4 i ragazzi dell'Ispica. Gioco anche senza portiere, sbagliano, Muro! La parata, Sampaio! In scivolata! Dice di no! Adesso, per difendere il vantaggio. Il tacco qui Torcivia, ancora lui, il metodo di Max sicuramente oggi. Rodelli, Torcivia, mancano 5 secondi alla fine, esulta, Torcivia, esulta, tutto il Palareto, il Mistral batte un Maido Marco Baleno Ispica, che gara, che prestazioni, da una parte Torcivia, dall'altra un super Sampaio, finisce qui Mistral 7, Ispica 6, ricordiamo tabelline marcatori per il Mistral in rimonta, 4 gol di Torcivia, andando poi anche l'autoreggio di Benedetto, Muro, gol del finale 7-6. Bravi anche ragazzi al Copeno Ispica, 2 gol di Sampaio, 2 di Cataldi e reti nel primo tempo. Sana e Tarantola espulso nel finale. Qui da Gabriele Betta di Sportivi è tutto, grazie per aver seguito e risentirci con spettacolo della Serie B.